Buonasera, benvenuti. Iniziamo questo primo incontro in merito al futuro dell'Unione Europea. Si tratta di un ciclo di incontri organizzati dalla professoressa Laura Montanari, che ringrazio anche di avermi dato la possibilità di introdurre questo primo incontro per una ragione molto semplice. A me va il piacere di presentarvi la quarta edizione dei Taius, Aperitivi con il Giurista, che si presenta come sempre con un format nuovo. Come sapete, i Taius Aperitivi con il Giurista sono un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine. Siamo arrivati alla quarta edizione, siamo partiti 3 anni fa. Sono incontri con cadenza più o meno mensile, nel corso del quale ospitiamo uno o più giuristi per discutere di un tema di attualità. Quest'anno abbiamo deciso di modificare un pochino il format, di aprirci alla internazionalizzazione, che è una priorità del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, in modo particolare di aprirci al tema relativo al futuro dell'Unione Europea. Speravamo di poter svolgere questo primo Taius in presenza, non è andata così, ma cerchiamo di realizzarlo comunque a distanza, nella speranza poi di avere comunque gli ospiti, i graditi ospiti di questa sera anche in un incontro in presenza, perché come sapete una caratteristica dei Taius Aperitivi con il Giurista è che alla fine si può degustare una eccellenza proprio delle imprese vinicole della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi speriamo di avere ancora una volta ospiti con noi i 2 professori emeriti francesi che poi la professoressa Laura Montanari procederà a presentare, anche il professor Maresca e anche la professoressa Laura Montanari e il professor Claudio Cressatti. Perché abbiamo deciso di intitolare questa nuova edizione dei Taius Aperitivi con il Giurista Euro-Taius? Per 2 ragioni sostanzialmente. La prima è che il Dipartimento di Scienze Giuridiche già l'anno scorso ha avviato un progetto che ha un titolo molto chiaro, Rethinking the European Framework, mira quindi a aprire un dibattito pubblico sul futuro dell'Unione Europea e cerca anche di sfruttare la posizione di confine nella quale noi ci troviamo. Udine si trova in una posizione geografica fortunata sotto questo profilo, quindi speriamo che gli Euro-Taius diventino proprio un'occasione anche per coinvolgere la collettività in un dibattito costruttivo sul futuro dell'Unione Europea. Dell'Unione Europea noi sentiamo parlare molto spesso sentiamo rivolgere all'Unione Europea critiche accese, oppure anche ne sentiamo parlare con toni forse eccessivamente entusiasti. Quello che vogliamo fare noi è aprire un dibattito pubblico, sperando che da questo dibattito pubblico escano anche delle proposte ragionate, proposte che siano sempre comunque formulate in un'ottica costruttiva. A me va anche l'onere di darvi qualche indicazione in merito allo svolgimento dell'incontro di questa sera. Procederemo in questo modo. Ora io passerò la parola alla professoressa Laura Montanari, che vi illustrerà proprio il ciclo di questi incontri, anche il progetto nel quale si inserisce questo Euro-Taius. Dopodiché passeremo la parola al professor Claudio Cressatti, che curerà l'introduzione scientifica dell'incontro. Dopodiché avranno modo di dialogare proprio sul tema relativo alla possibilità di ripensare la Costituzione europea. I nostri ospiti e ovviamente anche il professor Cressatti parteciperà a questo dialogo. Vi sarà nella parte finale dell'incontro la possibilità per voi che ci seguite di rivolgere delle domande ai nostri relatori. Dovreste visualizzare nella parte destra del video una sezione dedicata a domande e risposte sull'evento live, una semplicissima chat. Quello che vi chiediamo nel momento in cui vi verrà segnalata la possibilità di rivolgere delle domande ai nostri relatori è la cortesia di indicare il nome del relatore al quale volete rivolgere la domanda, oppure se volete che tutti i relatori si confrontino nel merito della vostra domanda, semplicemente di specificare che la domanda è rivolta a tutti. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon divertimento e spero che questo dibattito pubblico possa essere di vostro gradimento. Passo la parola alla professoressa Laura Montanari. Grazie. Grazie soprattutto per l'annuncio della ripresa dei Taius, anche in questa nuova versione, che sono stati davvero e saranno, continuando ad essere un'esperienza molto importante per il nostro Dipartimento e non solo. Io aggiungo solo 2 parole per ricordare, come avevi anche tu già segnalato, che questo ciclo di seminari si inserisce nell'ambito di 2 altre attività in corso presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche sostenute dal programma Jean Monnet dell'Unione Europea. Come sapete, le azioni Jean Monnet hanno lo scopo di promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca
nel campo degli studi sull'Unione Europea, in particolare i temi del processo di integrazione nei suoi aspetti sia interni che esterni. Con le attività a cui faccio riferimento sono un modulo, Jean Monnet, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali e un progetto proprio dedicato ai temi dell'identità europea, We the People of the United Europe, Reflection on the European State of Mind. Ecco, entrambe queste iniziative, ovviamente attraverso prospettive differenti, si pongono sostanzialmente la stessa domanda, cioè la domanda sul futuro dell'Unione Europea, e questo è stato lo spunto proprio per il titolo che abbiamo voluto dare a questi incontri. Ecco, credo che in questo momento di crisi che tutti stiamo vivendo, emergono proprio le difficoltà, se non addirittura il blocco del processo di integrazione europea. Ecco, l'idea, insomma, è che in questo momento, almeno a mio parere, ma anche delle altre persone coinvolte nei progetti a cui ho fatto riferimento, è che l'Unione Europea necessiti più che mai proprio di rafforzare, di diffondere le sue radici culturali, di promuovere proprio tra i cittadini europei l'idea dell'Unione come una comunità di valori. Ecco, questi sono un po' gli obiettivi, le finalità che hanno ispirato proprio questi due, il modulo e soprattutto il progetto per cui abbiamo chiesto il sostegno all'Unione Europea. E questa è la chiave degli incontri che prendono avvio oggi. Il primo, come avete visto dal titolo, riprende proprio la sfida della scrittura di una Costituzione europea. Una domanda un po' in controtendenza in questo momento, ma proprio la vedrei come una sfida. Quando ci è stato proposto, confrontandoci con i colleghi, questa ipotesi di titolo mi è sembrata davvero molto, molto opportuna. In realtà doveva svolgersi come Taius all'inizio di marzo, e poi dopo sappiamo tutti quello che è successo, però ci sembrava giusto riproporla anche in questo momento, anzi ancora più importante riproporla in questo momento. Settimana prossima, il 16 giugno, avremo il secondo Taius dedicato al tema dell'allargamento, e anche qui proprio la domanda è se la partecipazione all'Unione Europea in questo momento è ancora un obiettivo attrattivo per gli altri paesi. Sappiamo bene della vicenda della Brexit, ci rifletteremo guardando all'allargamento ai Balcani occidentali. E l'ultimo incontro, il 23 giugno, anche questo prenderà spunto dall'esperienza dei Balcani occidentali per riflettere sui temi dell'identità della memoria nella prospettiva europea. Ecco, questo sinteticamente il quadro dei seminari che abbiamo previsto. Spero che suscitino il vostro interesse, quindi continuate a seguirci anche nei prossimi, e non voglio rubare altro tempo ai relatori, e quindi lascio la parola al professor Claudio Cressatti, che coordina l'incontro di oggi. Grazie Laura, grazie a tutti i colleghi che hanno voluto accettare il nostro invito, e grazie a coloro che ci seguono da remoto. La logica di un incontro come questo, diceva ora la professoressa Montanari, sembra essere in controtendenza rispetto a quanto assistiamo, a quanto abbiamo assistito negli ultimi mesi, se non negli ultimi anni, quando si è parlato di Unione Europea. Quasi sempre si è associato al termine Unione Europea, integrazione europea, il sostantivo crisi, almeno da un quindicennio. Proprio dalla mancata ratifica della Costituzione europea, che era stata firmata, diciamo così, nel 2004, e che appunto a seguito dei due referendum con esito negativo in Francia e nei Paesi Bassi si è bloccata. Da allora a una crisi ne è succeduta un'altra, da quella appunto istituzionale, poi alla crisi economica del 2008, la successiva e connessa crisi del debito sovrano di alcuni paesi membri dell'euro, di conseguenza la crisi della moneta unica, l'emergere o il riemergere meglio dei nazionalismi, l'affacciarsi delle ondate migratorie che hanno naturalmente alimentato a loro volta
le resistenze, i dubbi di una parte delle opinioni pubbliche europee nei confronti del processo di integrazione. E poi naturalmente la Brexit, con un paese importante dell'Unione che ha scelto di lasciarla. Di conseguenza una serie di crisi, però in realtà come molti sanno, Jean Monnet, uno dei padri fondatori del processo di integrazione, ebbe a scrivere, ebbe a dire l'Europa è stata forgiata nelle crisi e la sua realizzazione sarà la somma delle soluzioni che verranno date a queste crisi. Di conseguenza le crisi sono anche un'opportunità e quella è l'ultima che stiamo vivendo, lo è anch'essa. Le modalità con cui l'Unione Europea vuole uscire dalla crisi della pandemia e vuole dare una risposta comune alla crisi della pandemia ha fatto parlare alcuni osservatori di momento hamiltoniano dell'Unione Europea, evocando la decisione fatta propria dall'allora segretario al Tesoro Alexander Hamilton, che decise nel 1790, all'inizio della vita degli Stati Uniti d'America, una scelta molto importante, quella di mettere assieme i debiti degli Stati e di realizzare un debito federale comune. Questa immagine a me sembra da un certo punto di vista un po' eccessiva, ma nel contempo senz'altro rappresenta un fatto significativo. L'Unione Europea, le istituzioni europee, ma anche molti Stati membri sembrano disposti a far compiere al processo di integrazione un passo in avanti. E da questo punto di vista recuperare la dimensione politica del processo di integrazione porta subito alla tematica della costituzionalizzazione dell'Unione, cioè al fatto che per affrontare insieme le crisi, ma anche le opportunità che la globalizzazione offre, è importante che l'Unione si doti di una struttura istituzionale e decisionale capace di essere all'altezza della situazione. Di conseguenza, in realtà, il tema della Costituzione sembra inattuale, ma non lo è, ed anzi sta concretamente riemergendo. Su questo tema, che devo dire è più attuale oggi forse di quanto non fosse quando avevamo disegnato l'incontro in presenza nello scorso inverno, abbiamo chiamato, e vi ringrazio nuovamente per aver accettato, 3 colleghi a confrontarsi tra di loro e con noi sull'argomento. Sono Jean-Bernard Auby, già professore a Sciences Po a Parigi, un grande esperto di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di diritto europeo, un grande conoscitore dell'Italia, è stato più volte professore in università italiane, a Roma, a Sapienza, a Bocconi, a Trento, ma anche da noi a Udine, dove ha insegnato nello scorso anno accademico, dove è stato proprio chiamato come docente di chiara fama. E poi Marcel Morabito, anche lui già docente a Sciences Po a Parigi, un grande esperto di teorie costituzionali. Basta ricordare che la sua storia costituzionale della Francia ormai ha raggiunto la 15ª edizione. Anche lui un grande conoscitore dell'Italia, ha anche curato la pubblicazione in Francia
di alcuni saggi di Sabino Cassese. Di conseguenza due autorevolissimi colleghi francesi che conoscono molto bene il nostro paese, oltre che la nostra lingua, e tra poco lo constaterete. E poi il professor Maurizio Maresca, che invece gioca in casa, ordinario di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale all'Università di Udine ormai già da 20 anni, e un grande esperto in particolare di tutte le problematiche della logistica e dei servizi in senso lato nelle politiche comunitarie, e anche un grande practitioner di queste problematiche. Di conseguenza, ringraziando tutti voi per essere qui, intendendo tutti voi il pubblico e coloro che ci seguono da lontano, darei subito la parola al professor Obi per introdurre il tema, appunto, forse la prima domanda: perché appunto è importante rivisitare, riprendere il dibattito sulla Costituzione europea? È un gran piacere di poter lavorare con gli amici udinesi, incluso senza essere in Udine, punto. Però è un gran piacere. Ciò che vogliamo fare con Marcel Morabito, abbiamo una lunga abitudine di lavorare insieme. Ciò che vogliamo fare è mettere sulla tavola della riflessione qualche idea per la discussione, per creare la discussione. La nostra proposta è di avere 3 fasi, 3 punti nella discussione. Ho un PowerPoint che comincia con questo primo punto, che è perché il dibattito su una Costituzione europea merita di essere rivisitato. I due altri punti sono quale potrebbe essere il contenuto di una Costituzione europea e come si deve fare. Comincio con il primo punto, qualche parola e lascio la parola a Marcel Morabito dopo. Perché il dibattito sulla una possibile Costituzione europea merita di essere rivisitato? La prima cosa che vogliamo dire è che non si deve dimenticare che c'è già una dimensione costituzionale alla base della Costituzione europea. C'è un patrimonio costituzionale europeo da lungo. Roma, il Medioevo e l'unità del cristianesimo, 2 modelli costituzionalisti molto importanti, l'inglese, il francese, dei valori costituzionali comuni, le libertà, diritti fondamentali, la separazione dei poteri, la supremazia della Costituzione, le elezioni, tutto questo. C'è anche un contenuto costituzionale già presente nella Costituzione europea stessa. C'è una Carta dei diritti fondamentali, che è una cosa molto importante. C'è qualcosa come una Costituzione economica europea, non è chiamata così, però non è chiamata così nei trattati, ma esiste. C'è una separazione dei poteri, c'è un potere giudiziario, c'è un Parlamento che è eletto, c'è già una dimensione costituzionale. Cosa si potrebbe aggiungere una Costituzione formale? Probabilmente almeno 4 cose. La prima è l'affermazione del carattere federale dell'Unione.
un'idea un po' difficile, ma si può dire che se dobbiamo ancora esitare di fronte a questo riconoscimento, fare una Costituzione non ha senso, discutere una Costituzione non ha senso. Ciò che si potrebbe fare è un chiarimento della gerarchia delle norme, e compresa la gerarchia tra il diritto dell'Unione e le costituzioni nazionali. Si potrebbe fare un maggiore chiarimento della repartizione delle competenze, torneremo a tutto questo, e finalmente si potrebbe anche migliorare la partecipazione dei poteri nazionali, in particolare dei parlamenti, alle istituzioni dell'Unione. Marcel, ti lascio completare, sviluppare. Ecco, buongiorno a tutti. Io vorrei, Jean-Bernard, tornare sulla prima slide, se possibile. Non parlerò molto da ciò che si deve fare. Il progetto di federalismo, mi sembra, è un progetto ormai anziano, però è un progetto senza di che è fuori soggetto parlare, fuori gioco parlare Costituzione europea. Senza federalismo non è un soggetto, non è un oggetto di pensiero, non serve a nulla. Ecco, questo per me è una base fondamentale. Ma ciò detto, credo che ciò che è importante, e la parola l'avete usata nell'introduzione, è il termine radici. Significa che quando parliamo dell'Europa, non comincia l'Europa con i trattati di Roma. L'Europa, il problema dell'unità è molto più anziano. Il problema sarebbe, in modo generale, come governare in modo coerente una diversità, una realtà molto diversa. E io vorrei dire, quando prendo questa slide, che anche prima della nascita degli Stati, torno sugli Stati, perché dopo, quando parliamo di Costituzione, il diritto costituzionale è un diritto statale, quindi questo è un problema importante, e ci torno in un attimo. Ma prima di ciò, Roma ha già provato l'unità romana. Io ho fatto la mia tesi di dottorato in diritto romano, quindi rimane sempre qualcosa, se volete. Io voglio dire soltanto che Roma ha stabilito un'unità dal diritto, e questa unità dal diritto, dall'accesso al diritto per tutti, è caratterizzato da un editto del 212 dall'imperatore Caracalla, che ha esteso l'accesso del diritto, non soltanto il diritto civile, il diritto dei cittadini, ma il diritto a tutti, che diventa da questo in poi il vero diritto romano. Significa un diritto esteso a un impero molto largo, vale a dire che senza Costituzione nel senso moderno, il tema dell'unità è già preso in conto da Roma, dalla civiltà urbana, dal culto imperiale, dal diritto, quindi già le radici sono qui, i radici, scusate, sono qui. Secondo punto, è stato un fallimento, però anche il Medioevo ha pensato l'unità, non soltanto col Santo Impero Romano-Germanico, ma anche col cristianesimo. Il cristianesimo è un'unità dalla fede. C'è un fallimento dopo un certo tempo, però i radici sono qui. Il cambiamento dopo è il cambiamento che viene con la nascita dello Stato e col costituzionalismo. E io vorrei dire che da questo punto di vista, due modelli, anche forse tre, sono fondamentali per la nostra cultura costituzionale europea. Il modello inglese, il modello francese e il modello americano. Questi tre modelli sono i radici della nostra cultura
E ciò che vediamo in questa base senza Costituzione, cos'è una Costituzione? Che cos'è? La buona definizione, secondo me, è data dall'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Una società che non garantisce i diritti e che non assicura la separazione dei poteri non ha Costituzione. Vale a dire che una Costituzione è una costruzione che limita i poteri, li organizza e garantisce i diritti umani. E questo è la Costituzione. Quindi a livello europeo, se poniamo, chiudo, scusate, ma se prendiamo questi punti, dal punto di vista del diritto umano, ormai Sabino Cassese sta lavorando con un gruppo e stanno andando avanti su questo tema. C'è un tema, secondo me, che deve essere lavorato da vicino, che è il problema delle tecniche costituzionali, i meccanismi costituzionali. Qual è il ruolo dell'esecutivo in tal paese? Perché non è lo stesso in tal altro? Quindi pensare una Costituzione europea, secondo me, non significa soltanto creare qualcosa di nuovo, no. Prima è capire da dove veniamo, cosa siamo, perché è così che si può sapere come fare. Grazie, chiudo adesso su questi punti. Grazie, professor Morabito. Il professor Maresca vuole reagire a questo primo tema. Dunque, grazie Laura dell'invito. Allora, io sono completamente d'accordo con l'affermazione che ho sentito poco fa dal professor Morabito, perché ci sia una Costituzione occorre uno Stato federale. Se non andiamo verso un processo di federalismo, possiamo anche parlare della Costituzione europea come quello degli inizi del 2000, ma poi la cosa finisce lì. Quindi il primo tema su cui mi trovo totalmente d'accordo è auspicabilissima la Costituzione, ci sono certamente le basi per costruirla, però occorre che si vada verso il federalismo. In breve occorre che ci sia uno Stato e oggi siamo in presenza invece di 27 Stati. O facciamo la scelta di abbandonare i 27 Stati, di crearne uno nuovo regolato da una Costituzione, oppure ciascuno Stato è portatore della propria Costituzione, dei propri valori, che possono anche essere simili o identici a quelli degli altri 26, però siamo in presenza di 27 Stati. Sempre su questo punto, reagendo alle cose che ho sentito, non ci può essere quindi una primauté assoluta del diritto europeo. Conviviamo dalle sentenze storiche dei primi anni 70 fino anche alle ultime più recenti con la primauté dell'ordinamento comunitario sul diritto interno, ma questa si ferma alla Costituzione. Tant'è vero che nell'ultimo caso più recente del Bundesverfassungsgericht rispetto alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ha certamente il monopolio della interpretazione del diritto europeo, ma dall'altra parte la Corte Costituzionale tedesca ha il monopolio della lettura del diritto costituzionale tedesco. E lì non c'è primauté. Così come è successo peraltro appena 2 anni fa col caso Taricco in Italia, dove la Corte di Giustizia arrivò ad una certa soluzione sulla prescrizione e la Corte Costituzionale italiana disse alla Corte di Giustizia: no, così non va, se il diritto comunitario si interpreta in questo modo come tu dici, viola l'ordinamento costituzionale italiano. L'ultimo punto che mi sono segnato
alla luce di quello che si sentiva adesso, è cosa sono gli stati oggi, che sono ancora 27, e proprio il caso su cui poi magari ritorniamo dopo, della Francia, è emblematico. Questi 27 stati sono 27 stati oggi fortemente in competizione tra di loro, che hanno sì limitato la loro sovranità per creare un mercato unico e un ordinamento che regola questo mercato unico. Questo ordinamento ha incluso anche poi diritti fondamentali, diritti generali, in principi generali, eccetera, ma siamo in presenza di 27 stati che sono tra di loro fortemente in competizione. E questo riporta al tema dello Stato. O si ha come dire, il coraggio di andare oltre la statualità e non avremo più 27 stati in competizione, ma allora una sola politica centrale che governa questi stati, che è quello che mi sembra che la Francia oggi stia proponendo, senza arrivare al federalismo, ma lì intorno, oppure c'è poco da fare. Gli stati più bravi, quelli che sapranno comportarsi meglio sul mercato, che avranno aziende migliori, prevarranno sul mercato che loro hanno contribuito a costituire. Grazie Maurizio. Jean Bernard, il secondo step, quale dovrebbe essere il contenuto di questa Costituzione? Qui abbiamo due domande. La prima è cosa dovrebbe essere eliminato dal testo del 2003 e cosa si dovrebbe aggiungere a questo testo. Cosa dovrebbe essere eliminato? La prima cosa molto importante è che il testo deve essere assolutamente snellito. Il testo del 2003 era lunghissimo. Una Costituzione deve essere una cosa breve, come la Costituzione americana, ad esempio, deve fornire un quadro consensuale per l'azione politica, ma non impegnarsi a definire le politiche da condurre, soltanto definire obiettivi da compiere e valori da rispettare. In questo senso, la parte 3, le politiche e il funzionamento dell'Unione, la lunga parte 3 dovrebbe probabilmente essere soppressa. Cosa si dovrebbe aggiungere al testo del 2003? La prima cosa è che dobbiamo andare oltre il Trattato di Lisbona, se no non ha senso. Probabilmente c'è la necessità di affermare chiaramente il carattere federale dell'Unione. Probabilmente c'è la necessità, però in materia per la discussione, come abbiamo sentito, di affermare la superiorità del diritto dell'Unione rispetto ai diritti nazionali, comprese le Costituzioni. Chiarire la distribuzione delle competenze sarebbe probabilmente anche una buona idea, perché l'architettura delle competenze è un po' complessa, e organizzare, e questo punto lo consideriamo come particolarmente importante, organizzare la rappresentanza dei parlamenti nazionali nel Parlamento europeo. Si può pensare che è una cosa indispensabile in un sistema federale. Marcel. Ecco, Jean Bernard, torni sempre al precedente, per piacere. Alla slide precedente. Ecco, cosa dovrebbe essere eliminato? No, io condivido il fatto che
Se prendiamo, prenderei un esempio classico in diritto costituzionale francese. Perché francese? Perché è un laboratorio incredibile. Il francese è ammalato dalle costituzioni. Ce ne sono state 16, che è una cosa tremenda, per dire la verità. Quindi il problema è che, lo diceva Napoleone, non è che sia io un fedele dell'imperatore Napoleone, però diceva questo: una buona Costituzione deve essere breve e scura, e io ci credo. Io credo che una buona Costituzione deve essere flessibile, deve rimanere, scusate, sui principi, sulle tecniche fondamentali e non andare nei dettagli, nelle politiche pubbliche. Non ha senso. E ciò è stato un problema della Costituzione europea, chiaramente. Se prendiamo il caso francese, le Costituzioni in Francia più durevoli sono state le più brevi. Quella della Quinta Repubblica, che ha conosciuto diverse modalità, pratiche, quella della Terza Repubblica, 34 articoli per 70 anni. Se prendete invece le Costituzioni all'inizio rivoluzionario, vedete Costituzioni lunghe, 1791, 1795, hanno durato la prima 2 anni, la seconda 5. Vale a dire che una Costituzione deve lasciare un posto alla vita reale, alla vita politica, un soffio politico, una possibilità di adattarsi, di interpretare, una flessibilità. Io ci credo molto, quindi una buona Costituzione anche a livello, soprattutto a livello europeo, dovrebbe essere abbastanza flessibile. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, che aggiungere sulla slide seguente, Jean-Bernard, per piacere, che dovremmo aggiungere? Credo che ci sono stati esempi nella storia recente dell'Europa. Penso ad esempio nel 1984 al progetto Spinelli, che aveva senso. Credo che sulla comunità politica europea sono cose che devono essere studiate da vicino, in profondità. Credo che qui c'è la materia, perché alcuni anni fa la gente si poneva domande almeno tanto interessanti che le nostre, e forse più in profondità. Quindi i problemi che sono? Che aggiungere? La prima cosa, direi, semplificazione e chiarificazione, chiarimento. Questi sono i 2 termini, secondo me, più importanti. E c'è un punto che non è stato evocato, che secondo me è un punto oggi in tutte le democrazie europee e altrove, un punto essenziale che non è trattato dal testo costituzionale, il problema della responsabilità. Io credo che avere una buona Costituzione, anche a livello europeo, è avere un chiarimento sulla responsabilità, qual è l'esecutivo, qual è il ruolo dell'esecutivo, quale deve essere la sua responsabilità. Credo che nei tempi attuali questa domanda in una Costituzione sia una domanda essenziale. Ciò detto, l'utilità essenziale in una prospettiva di federalismo è di avere un chiarimento tra le competenze del livello europeo e dei livelli nazionali. Quindi vale a dire che costruirò, e riprenderò ciò che diceva il collega Maresca, ricostruire una Costituzione a livello europeo significa fare salire il livello statale a un livello superiore, ma tenendo le stesse regole, gli stessi principi. Avere un diritto costituzionale suppone avere una sovranità e un sovrano, senza di che non c'è Costituzione. Grazie. Grazie, professor Morabito.
Maurizio Maresca, sei stato evocato. Il tema credo che sia proprio quello, la distribuzione delle competenze. E allora, connesso alla prevalenza del diritto, del diritto europeo sul diritto interno, anche costituzionale, c'è certamente il tema della distribuzione delle competenze. Il che vuol dire affrontare temi caldissimi, la giustizia, la politica estera, la politica industriale, la politica economica. O queste materie sono trasferite tutte alla, o quantomeno in una certa misura all'Unione, oppure lo Stato nuovo non si fa. Cioè il tema vero è quello veramente della rinuncia, questa volta definitiva e non, diciamo, provvisoria, della sovranità, e indubbiamente quelle materie lì sono le materie che la connotano. Oggi mi sembra di capire che dal 2017 in avanti c'è un tentativo proprio francese che sta contaminando e contagiando la Germania prima di tutti, ma vari altri paesi, di fare salire le competenze e quindi di portare le competenze a livello centrale in materia di politica industriale. La famosa conferenza di Macron alla Sorbona del 2017, il trattato di Aachen del 2019, il manifesto franco-tedesco di Le Maire/Altmaier del 2019, e adesso è ora questa operazione di Next Generation EU. È chiaro che lì una idea di più competenze spostate al centro e meno competenze in periferia c'è, però non c'è ancora, e non siamo ancora certamente davanti a un'idea di federazione né tantomeno di costituzione comune. Certo che però anche solo quel tentativo, anche riuscire a dire che la Commissione europea è competente, ad esempio in materia di politica industriale, questo non vuol dire che gli stati non sono più in concorrenza fra di loro, però vuol dire molto. Quindi credo che il vero tema sia quello delle competenze, o se vogliamo dal punto di vista del comunitarista, delle basi giuridiche, di che potere, di che spazio oggi offrono le basi giuridiche per andare oltre. Ma allora cosa si deve fare, Jean Bernard? Come si deve fare? La prima questione è quali sono i motivi del fallimento del progetto del 2003. Certamente la complessità del testo. Noi pensiamo anche che il referendum è stato un scelto sbagliato, del tutto inopportuno data la complessità del testo, ma probabilmente inopportuno in ogni caso. E lasciare la scelta della procedura agli Stati era probabilmente anche un errore. Quale metode adottare? C'è la necessità ovvia di un vero profondo dibattito pubblico con i cittadini per verificare che c'è un popolo europeo che nasce, ma evitare il referendum, avere un gran dibattito ma evitare il referendum, utilizzare la ratifica parlamentare. Marcel. Sì, grazie Jean Bernard. Sì,
il fallimento del 2005 è chiaramente dovuto a due fattori. Il primo è il testo, un testo troppo denso, che il cittadino a livello europeo non ha letto con attenzione, una cosa un po' pesante, un po' di specialisti. Credo che un buon testo, scusate, deve essere aperto, deve essere pedagogico, e non era il caso del testo europeo. Questo è il primo punto, ma in quanti professori credo che non si può dimenticare questo punto, che è sempre essenziale. E il secondo è il fatto del metodo. Il metodo, lasciare la scelta, perché no? Ma il problema è che su questa scelta il referendum è una cosa, certo, democratica, ma è anche uno strumento, lo dico come lo penso, scusate, uno strumento demagogico, perché dà una visione della domanda che forse non è esatta. Prendo l'esempio del referendum del 2005 in Francia. In Francia la gente, il voto è stato negativo, ma quali sono i motivi del voto? Non soltanto il testo europeo, era una condanna del Presidente della Repubblica Chirac, quindi è molto difficile staccare. Si può dire in questo senso un po' la stessa cosa col governo neerlandese nei Paesi Bassi. I Paesi Bassi che non avevano usato il referendum da più di 100 anni, che è una cosa molto strana, quindi è uno strumento pericoloso in un certo senso. Bisogna avere una domanda molto chiara e è molto difficile staccare la domanda dalla persona che pone la domanda. E questo è il problema, lo vedete sull'ultima riforma della Costituzione italiana, è molto difficile. Anche se il testo è valevole, se ci sono direttive, come dire, positive, è molto difficile staccare questo fatto dal contesto politico e dal personale politico. Quindi la possibilità, ma facciamo della scienza ficzione, neuroscienza, ma la possibilità, secondo me, è di dare più peso ai parlamenti nazionali. E a questo livello si dovrebbe forse pensare qualcosa, e pensare una cosa elementare che dimentichiamo sempre, soprattutto a Bruxelles, è il fatto che l'Europa non è soltanto un meccanismo amministrativo, burocratico. L'Europa deve avere una legittimità popolare, deve avere una legittimità politica. E il fallimento oggi, salvo il testo, salvo il metodo, dipende dal fatto che questa legittimità, questa fonte politica non esiste. Bisogna creare questo sovrano, questo popolo europeo, e questo è un problema molto, come dire, non siamo capaci di pensarlo in tutta la sua complessità, perché, come lo diceva ancora il collega Maresca, siamo oggi 27 stati, quindi 27 nazioni e 27 popoli, quindi il problema è di sorpassare questo livello, creare un dibattito, e questo dibattito, questa coscienza politica deve essere, secondo me, portata dai parlamenti nazionali. E vedete com'è difficile oggi, quando prendete i paesi europei, le differenze politiche. Quindi credo, io per chiudere, che è importante sognare, ma bisogna rimanere realista. Ecco, grazie. Bene. Maurizio, tu sei senz'altro un realista. No, non sono un realista, è quello che è. Io sarei non solo per la Costituzione, ma sarei davvero per l'Unione Europea vera e non a parole. Il punto è, io credo che
intorno al 2000, quindi prima della Costituzione, del Trattato Costituzionale, diciamo così, l'Unione Europea, che come tale era partita con Maastricht sostanzialmente, che non era altro che un'evoluzione di quello che c'era prima, ecco. Ma l'Unione Europea intorno al 2000 ha smesso di correre. Per anni noi l'abbiamo vissuta come una grandissima opportunità, una grandissima sfida e un nuovissimo modello sulla scena internazionale. Addirittura l'ordinamento di nuovo genere, no? E tutto quello che è venuto fuori dall'ordinamento di nuovo genere negli anni 60 e 70 e ancora un po' negli anni 80. Una grandissima sfida ed era un punto di riferimento di tutti. Io ricordo che negli anni 70-80 gli svizzeri correvano a prendere la cittadinanza dei Paesi membri, cioè dell'Unione Europea, che allora non era ancora l'Unione Europea, perché l'Unione Europea era un grande modello. Nel 2000 questo modello ha smesso di correre. E lì abbiamo fatto la Costituzione. Ha smesso di correre perché? Non lo so perché. Certamente ha smesso di correre per l'allargamento. L'allargamento potrebbe essere una ragione. Per questa, come dire, discussione sul deficit democratico abbiamo dato le competenze al Parlamento europeo e abbiamo fermato l'Unione Europea, riempiendo di competenze il Parlamento europeo e quindi in qualche modo rimediando al famoso deficit democratico. L'Unione Europea si è fermata. La Corte di Giustizia ha smesso di fare quelle fondamentali sentenze che faceva negli anni 70-80, 60-70-80. Le sentenze della Corte di Giustizia già negli anni 90 sono meno, nel 2000 non me ne ricordo nessuna. Cioè, noi ci troviamo davanti a un ordinamento che all'inizio del 2000, quando ha messo mano alla Costituzione, era già in difficoltà. Ed è stato un momento in cui ha cominciato ad esplodere, devo ritornare alla Francia perché questo è avvenuto proprio in Francia, all'interesse nazionale. Oggi l'interesse nazionale nato in Francia, Sapir, eccetera, eccetera, diventa un interesse nazionale, diciamo, in Italia e in tutti gli altri paesi. E si va a mettere in discussione, e qui credo che questo sia il tema vero più delicato di tutti, come dire, il risorgere dell'interesse nazionale mette in discussione alcuni, chiamiamoli così, valori di diritto amministrativo europeo, che sono poi quelli riconducibili alla Costituzione europea di Cassese, per intenderci, che oggi cominciano a essere in dubbio. Noi pensavamo, e tutti noi pensavamo, io ero più entusiasta di tutti forse, noi pensavamo che la regolazione del mercato si facesse da sola e guai come dire, attraverso le authorities, attraverso la parità di impresa pubblica, impresa privata, aiuti di Stato, concorrenza. E oggi invece ci troviamo che si comincia a promuovere gli European Champions, lo Stato interviene dicendo quando investimenti stranieri vanno bene e quando non vanno bene, addirittura l'accesso al mercato, che era uno dei principi di fondo su cui noi ci riconosciamo tutti, viene messo in dubbio quando contrasta con l'interesse nazionale. Il ponte di Genova, voglio dire, si è voluto dare l'appalto a un'impresa pubblica. Allora, oggi sta emergendo qualche cosa di diverso, che ancora non si capisce bene, che forse sono proprio più gli amministrativisti che dovrebbero studiare, no? Ci troviamo davanti ad un ordinamento che non è più quello di prima, in nome di un interesse che non è più nazionale, ma diventa, se ci si riuscirà, europeo. E questo è la grande sfida di oggi, un momento di costituente assoluto. Bene. Siamo in un momento costituente, dice ora Maurizio Maresca, e in realtà la sensazione è che la somma delle crisi, di cui l'ultima in qualche modo rappresenta per certi aspetti il culmine, ma anche la rappresentazione,
ha dimostrato in realtà, a mio avviso, che una soluzione, una risposta a queste crisi a livello nazionale non può essere data. La sensazione anche nel dibattito pubblico italiano, ma di altri Stati membri, è che le ricette semplicistiche dei cosiddetti sovranisti, che io preferisco chiamare nazionalisti, perché questo in realtà è il loro ruolo e la loro radice ideale, non mordono sulla situazione, non riescono ad affrontare i problemi di carattere economico, di carattere politico, migratorio, sanitario, che tutti sono naturalmente collegati. Questo, a mio avviso, offre una finestra di opportunità. La stessa sentenza della Corte Costituzionale tedesca, a mio avviso, non è estranea alla decisione di Macron e di Angela Merkel di avanzare in modo forte il progetto che diventa Next Generation EU, perché un ripiegamento a livello di ordinamenti costituzionali nazionali potrebbe rappresentare effettivamente un campanello non solo d'allarme, ma quasi una campana a morto del processo di integrazione. Pensate a cosa diventerebbe un simile grimaldello in mano a corti costituzionali magari asservite al potere politico, come potrebbero essere o diventare alcune nell'Europa centro-orientale. Ma su questo magari poi vorrei sentire i nostri ospiti. C'è una domanda dal pubblico che in realtà a cui in qualche modo abbiamo già risposto. Ci viene chiesto: senza federalismo non potremmo parlare di una Costituzione? Sì, è stato ampiamente già sottolineato. La creazione di una dimensione federale, che potrebbe anche non essere chiamata Stato in quanto tale, penso alla formula di Delors, la federazione di Stati-nazione, e naturalmente cercava di mettere assieme termini che normalmente vengono considerati come divaricanti o divaricati. Voleva però rappresentare l'idea che gli Stati-nazione e gli Stati membri dell'Unione dovevano comunque creare una struttura federale. Pensiamo in realtà che non dobbiamo pensare che i modelli di federalismo siano tutti uguali. Ci sono vari modelli di federalismo e io penso che il federalismo europeo, se verrà realizzato, sarà un federalismo diverso da quello degli stati federali membri dell'Unione, ma anche degli altri stati federali come il modello americano. Come il processo di integrazione è stato ed è una dimensione originale rispetto al resto dell'esperienza costituzionale e istituzionale mondiale, così a mio avviso sarà il federalismo europeo realizzato, non sarà una copia di altri modelli federali, ma senz'altro direi, rispondo io, perché in qualche modo l'hanno già fatto i nostri autori, senza una prospettiva federale una Costituzione non ha senso. Jean Bernard. Vorrei dire una cosa molto semplice. Prima di tutto questo, abbiamo il problema di sapere se il fatto che bisogniamo più di cooperazione, di integrazione europea, ciò che probabilmente ovvio,
significa che parlare di una Costituzione è una buona idea, perché potrebbe, non lo so, potrebbe creare un po' di confusione. Forse una via più politica che costituzionale, che giuridica, sarebbe una idea migliore. Che pensate di questo? Marcel o Maurizio? Sì, io non ho capito bene il problema. Qual è la tua via politica? Può chiarire un po'? Senza fare una Costituzione, senza parlare di una Costituzione. Perché ci sono persone, cittadini europei, che pensano che Costituzione è troppo di integrazione, troppo poco di nazioni, stati e tutto questo. Così, forse, non so, una questione, non abbiamo parlato molto di questo, Marcel, però precauzione, forse ci sono precauzioni da prendere con questa nozione di Costituzione. Sì, va bene. No, il problema del termine Costituzione è che fa paura perché è un oggettivo politico alto, è un oggettivo politico finale, finalmente. Non è soltanto un punto di partenza, ma di arrivo. Quella è la difficoltà. Quindi la domanda, secondo i tuoi termini da fare, è come andare in un modo più coerente, più, come dire, accettabile da tutti in una via politica. Io la chiave, quando vedo l'attualità, mi sembra abbastanza difficile da trovare. Allora, io devo dire che sono piuttosto un autoritario e quindi è vero che ho tendenza a prendere le cose da un lato giuridico un po' rigido, però una via politica è sempre possibile, ma credo che è diventato impossibile dall'allargamento. L'allargamento ha cambiato l'identità europea, ha cambiato, come dire, il patto iniziale. Quando avete dei paesi così differenti, che conosco abbastanza bene per ragioni personali, come i paesi balti, la Polonia, eccetera, e che paragonate alla Spagna o all'Italia, è vero che è l'Europa. Quando venite dall'Asia, dove avete vissuto tanto tempo, è Europa, però ci sono delle differenze politiche molto forti e queste differenze politiche si vedono ad esempio nel rispetto dei diritti umani, nel funzionamento della giustizia. Mi sembra difficile pensare un'unità politica basandosi soltanto sugli uomini, sulla volontà umana. Credo che l'unità deve essere portata da un progetto più forte e forse più giuridico, più formale, se no mi sembra abbastanza difficile. Ecco. Io sono d'accordo con il professor Moravito. Il punto che sollevava il professor Obi è quantomeno in Italia percepibilissimo e chiarissimo, ma forse un po' meno, diciamo così, decoroso di come lo presentava lui. Esistono due visioni. Una visione che sostanzialmente dice: ma non poniamoci il problema, andiamo avanti, cerchiamo di fare in modo di rosicchiare il più possibile di competenze in capo all'Unione attraverso la Corte di Giustizia, e poi le crisi con le corti costituzionali le risolveremo. Le risolveremo con l'Italia, è avvenuto questo 2 o 3 anni fa, nel caso della Corte federale tedesca sarà risolto, ma sostanzialmente facciamo finta di niente. Andiamo avanti e diciamo che la Corte di Giustizia è
la Corte europea. Questo modo di fare è molto condiviso dentro la mia materia. Ad esempio, io sono amico e straamico di Beppi Tesauro, ma Tesauro ha questa idea qua. Non poniamoci il problema delle costituzioni, eccetera, andiamo avanti così. Molte di queste affermazioni le sentiamo fare anche da membri del Parlamento europeo. Un po' perché sono ignoranti, un po' perché probabilmente lo vogliono. Molti dentro il Parlamento europeo parlano di Ventottene, di Spinelli, eccetera, come fossero, come dire, il punto di riferimento dell'Unione Europea, cosa che non è, perché l'Unione Europea nasce contro Spinelli e contro Ventottene. Ecco, oggi altra parte di giuristi, più direi il mondo degli amministrativisti, e forse dei costituzionalisti, in Italia oggi tende a dire: ma no, un attimo, la Corte Costituzionale alla fine, per quanto riguarda la conformità del diritto interno, del diritto europeo al diritto costituzionale, è l'ultimo baluardo. Allora, questo è il tema vero che noi oggi trattiamo, che noi oggi affrontiamo. Andiamo avanti con questa Unione Europea facendo finta di niente e facendo finta che poi alla fine i problemi con le corti costituzionali si risolvono, e poi di solito si risolvono, infatti, non salta niente. Ecco. Oppure davvero, come io penso che invece debba avvenire, alla fine una scelta di fondo di tipo costituzionale sia necessaria per rilanciare questa Unione Europea che è ferma. Maurizio, c'è una domanda per te. Covid e esperienza del Covid e Europa. Il Covid può essere un motivo di svolta e di cambio di rotta verso una maggiore integrazione, o addirittura gli Stati Uniti d'Europa, come dice chi ha posto la domanda? Se sentiamo il presidente Conte, sembra di sì. Molti sostengono in Italia che questa è l'occasione per o si fa l'Europa o si muore. Perché il tema della solidarietà, il tema anche di una come dire, ridistribuzione del rischio sul debito, eccetera, come dicevi anche tu prima, Claudio, viene fuori per la prima volta adesso. Io non so se sarà così. La mia sensazione è che la vicenda Covid consentirà più facilmente a francesi e tedeschi di portare avanti il loro disegno, che è sempre quello di Macron e della Merkel, ma a questo punto ci sarà un'Italia e una Spagna molto più deboli e più pronti ad accettare un trasferimento di competenze in materia economica. Io direi anche che da questo punto di vista forse la Brexit non è stata una sventura così grande. Non so se il Regno Unito fosse dentro ancora l'Unione, quale sarebbe stata la reazione britannica rispetto alla proposta franco-tedesca da un lato e della Commissione dall'altro. Penso che l'unione tra questi due fattori, Covid da un lato e la Brexit dall'altro, rappresentano un elemento che è interessante per quanto riguarda lo sviluppo dell'integrazione. C'è una domanda della nostra direttrice, dell'amica Elena D'Orlando, che è indirizzata ai due colleghi francesi. Politica economica e politica fiscale
all'Unione Europea sono dirimenti per un progresso del processo di integrazione. Qual è il dibattito in Francia su questo tema? Allora, come dire, io parto dalla domanda, buonasera Elena, io devo dire che sono storico del diritto, ho fatto parecchie cose nella mia vita, però da formazione sono storico del diritto, quindi la fiscalità e l'economia non sono i miei campi, quindi Jean-Bernard tocca a te. No, non vedo che c'è un gran dibattito ora in Francia su questi aspetti della costruzione europea, non lo penso. Tutto è concentrato sul problema del Covid e delle reazioni europee al Covid. La non coordinazione europea, la mancanza di coordinazione. Ok, un'altra domanda, come forse vedete, riguarda sempre di un'altra collega, ci dice: i 27 stati sono molto diversi e conflittuali, gli stati frugali, i 4 frugali, il gruppo di Visegrad a est, l'apertura di un dibattito costituzionale, di un processo costituzionale, non rischia di accentuare le divisioni, di rompere invece che unire, e ancora non rischia di sembrare un processo dall'alto che non coinvolge i popoli. E poi un'altra prospettiva: se è così, è pensabile un'unione più stretta che si faccia soltanto tra alcuni stati, insomma la vecchia proposta dell'Europa a 2 velocità o a cerchi concentrici, o cosa ne pensate? Marcel. Sì, condivido totalmente, l'ho vista la domanda, condivido totalmente, il rischio esiste. Il rischio esiste, è molto difficile dare una risposta, come dire, definitiva, ma è chiaro che dall'allargamento, ci torniamo sempre, avere un'idea di Costituzione europea comune è diventato un problema forse un po' difficile, quindi c'è un rischio inevitabile. Sarebbe un problema posto dall'alto, questo si può discutere, perché secondo me ci sarà un giorno una Costituzione europea, pur essendo federale, lo deve essere, soltanto se c'è un vero dibattito pubblico, quindi un'appropriazione del tema dai popoli, dal popolo, dai cittadini, se no il tema della Costituzione non ha senso. La sovranità suppone un sovrano, una sovranità senza sovrano sbaglia, quindi ci vuole un popolo, e questo popolo europeo che bisogna creare forse al di là dei politici. La chiave non ce l'ho, e quindi per venire alla seconda domanda che segue, si dovrebbe tornare a un'Europa più stretta, con membri più limitati. Era l'idea di Delors, di Jacques Delors, all'epoca dove era il preside della Commissione, diceva: prima di allargare bisogna approfondire, e il problema rimane totalmente aperto, e lo viviamo oggi, ma siamo allargati, quindi dobbiamo fare con questa nuova realtà, ma è molto più difficile. Il rischio per chiudere, il rischio esiste ovviamente. D'accordo. Cosa ne pensi, Maurizio? Ma io io ho questa sensazione, però lo chiedo ai colleghi Obi e Morabito, perché la mia netta sensazione è che dietro al disegno che sta portando avanti la Francia oggi, che a mio avviso è
sta trainando diciamo, l'evoluzione dell'Unione Europea di oggi, non in una logica federalista. La mia sensazione è che dietro a quell'idea lì c'è anche, come dire, la possibilità, questo almeno si desume molto chiaro dal trattato di Aachen con la Germania, la possibilità che l'Unione Europea sia a doppia velocità o a velocità plurima. Quelli che ci sono dentro a titolo pieno, che potranno essere 8, 9, 10, 15, e quelli che invece non avranno voglia di mettere di rinunciare un po' di più ad un po' di più di sovranità, penso nella materia economica, che resteranno in questa Unione Europea. Io ho questa netta sensazione che un disegno sia questo, e se l'Italia sarà capace di rinunciare a un po' di sovranità, che però vuol dire cambiare moltissimo, starà in quel gruppo di 8, 9, 10. Se non sarà capace, resterà nei 27, ma l'Unione Europea integrata sarà fatta da altri. Marcel, ti lascio rispondere. Condivido totalmente questo avviso, credo che non ci sia oggi altra via che di pensare un'Europa a doppia velocità. Credo che non sia possibile. Credo che non sia possibile perché se pensiamo alla storia, questo allargamento, come dire, non è stata una scelta, è stato il risultato della scaduta dell'Unione Sovietica, finalmente. Quindi ci siamo trovati davanti a una nuova realtà, era impossibile non accettare questi stati, impossibile politicamente, e la realtà è cambiata da questo tempo. Quindi credo che con un gruppo più compatto, più omogeneo dal punto di vista storico e politico, sia possibile anche andare in un primo passo e poi allargare. Ma se vogliamo adesso avere l'accordo di 27 stati è una cosa che mi sembra impossibile. È un fallimento assicurato. Ecco, quindi sono d'accordo. C'è una persona che ci sta seguendo che chiede, fa una considerazione a mio avviso molto interessante e la rivolge a tutti, ovvero sia il fatto che vi sono all'interno degli Stati membri dell'Unione delle parti, delle regioni, pensiamo alla Catalogna, pensiamo alla Scozia che non sarà più dentro l'Unione perché il Regno Unito ha scelto di uscire, che richiedono maggiore autonomia, maggiore individualità, che non è riconosciuta loro, o così ritengono parte importante di quelle comunità all'interno dei singoli stati, e vedono nell'Unione Europea una sorta di casa comune in cui ottenere un riconoscimento che non ottengono a livello nazionale. Si potrebbero anche fare i casi italiani, pensiamo alle dichiarazioni, al voto sull'autonomia in Veneto o in Lombardia. Ecco, non è che questa spinta diciamo autonomista rappresenti un ulteriore rischio per gli stati nazionali europei, che di conseguenza si trovano un po' confrontati ad una perdita di sovranità verso l'alto e a un rischio di perdita di capacità di controllo verso il basso. Sono totalmente d'accordo con l'idea che una cosa utilissima che l'Unione Europea potrebbe fare sarebbe di dare un po' di soluzione a queste crisi interne che tu hai menzionato. Perché mi sembra ovvio che
questi problemi della Catalogna e tutti quanti non trovano la loro soluzione in il quadro puramente interno, perché la Catalogna, non la Scozia, ma la Catalogna è parte dell'Europa e non solo parte di Spagna. Posso? Prego. Certo. Sì, su questo punto il problema non è di creare un'identità europea, esiste. Ce ne sono tracce nei trattati, ci sono delle tradizioni costituzionali comuni, esistono. Quindi il problema non è un problema di costruire un'identità e semplicemente, se posso dire, di dare a quest'identità un senso così forte come le identità costituzionali nazionali, quindi c'è una verità costituzionale europea, ad esempio la separazione dei poteri, la supremazia costituzionale, i diritti umani, le elezioni libere, il libero dibattito. Quindi tutte queste cose sono, come dire, parti di un patrimonio costituzionale europeo. Questa è un'identità. Il problema è di dare al popolo, ai cittadini, una coscienza di questa identità. E qui la difficoltà. E credo che non sia soltanto un problema da regolare dall'alto, dai politici, è un problema da regolare alla base con l'educazione. Mi spiace, ma il problema è un problema educativo. Bisogna convincere, e quando dico questo, il problema dell'Europa, dell'identità, della Costituzione diventa un problema sul lungo termine. Non è un problema che si può regolare così. Bisogna, per andare avanti, avere una coscienza comune. E non è un problema soltanto giuridico. È lontano da un problema giuridico. È politico e civico. Civico è la parola importante. Grazie Marcel, se ti posso chiamare così. Hai risposto alla domanda che ci faceva proprio Claudia Castelli, che segue il dibattito, che infatti chiedeva in che termini si può agire a livello nazionale per far fare un passo avanti alla accettazione dell'idea federalista, nel senso che appunto la percezione di un senso di identità europea è probabilmente la chiave di volta per far fare un passo avanti al processo di integrazione. Quello che dicevi adesso rispondeva proprio affermativamente a questa domanda. Senz'altro, se non c'è un impegno in questa direzione da parte e all'interno delle società europee, non si potrà costruire un processo di integrazione federale. Non so se ci sono altri ascoltatori, altri partecipanti, perché sono partecipanti in realtà, come vedete, a pieno titolo all'incontro, che vogliono intervenire. C'è ancora la possibilità di porre alcune domande. Forse Maurizio, volevi aggiungere qualcosa dal punto di vista? Sì, Claudio. È interessante la domanda sull'identità europea e diciamo che serve per risolvere anche problemi interni ai vari stati. Perché facciamo attenzione, oltre al problema dei pezzi di stati membri che chiedono autonomia, in realtà già oggi dentro l'Unione c'è il fenomeno di pezzi di stati membri che si sentono tra di loro uniti da valori comuni, pur appartenendo a stati membri diversi.
se prendiamo l'Alto Adige o forse addirittura Trentino Alto Adige, l'Alto Adige o il Sud Tirolo, chiamiamolo così, e il Tirolo hanno valori comuni, hanno una rappresentanza comune a Bruxelles, mentre il Veneto a Bruxelles ha il suo ufficio, e così la Lombardia, eccetera. Tirolo e Sud Tirolo hanno un loro ufficio comune. I membri del Parlamento del Sud Tirolo sono unitissimi ai membri del Parlamento tirolese. Quando ieri viene fuori che la Slovenia è pronta ad aprire la libera circolazione delle persone tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia, è un segno che c'è una identità di interessi, se non in quel caso lì di culture, tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia, che viene frenato come dire, dall'interesse, più che dall'interesse, dall'essere il Friuli Venezia Giulia parte della Repubblica Italiana. Cioè, è certo che in una Europa federale queste differenze spariscono. Inevitabilmente spariscono, perché la sovranità si colloca ad un livello più alto e inevitabilmente Tirolo e Sud Tirolo saranno la stessa cosa. Ed è evidente che questi paesi che staranno dentro l'Unione faranno di tutto perché politicamente a livello nazionale i poteri siano minori possibili. E allora c'è da domandarsi che cosa resterà degli stati di oggi e se, come dire, le autonomie locali non siano altre che gli stati. Per cui è verissimo, cioè, l'unione federale implica che certamente stati confinanti con culture simili siano insieme. Ma questo non solo riferito all'Unione Europea, ma anche riferito a paesi associati all'Unione Europea. Parte della Svizzera è legata alla Francia, parte della Svizzera è legata all'Italia. Cioè, Ginevra è una città, cos'è? Francese, svizzera. Per cui, insomma, un salto di sovranità implica anche, come dire, toccare questi temi. Del resto, uno dei motivi che animava i federalisti degli anni 40 era proprio quello dei federalisti europei degli anni 40 era proprio quello di far perdere ruolo al mito della frontiera, che così sanguinoso era stato nella storia immediatamente precedente dell'Europa, e di conseguenza l'integrazione come la possibilità di diluire la frattura che storicamente il confine tra gli stati nazionali ha sempre rappresentato. Perciò invece di spostare il confine più a nord o più a sud o più a est o più a ovest, cerchiamo di affievolire la realtà del confine. Del resto Schengen è proprio questo. Però Claudio, scusa, però soltanto una cosa, la vicenda Covid ha come dire, inasprito questa cosa, ha dimostrato una volta di più la stupidità della sovranità nazionale, perché voglio dire, la Sardegna, la Calabria, la Puglia, eccetera, perché devono subire una regolamentazione che non ha niente a che fare con loro? Perché la Friuli Venezia Giulia deve privarsi della possibilità di circolare con la Slovenia e con l'Austria? Questo dimostra che si riafferma una sovranità, non solo in Italia, anche in Francia, ovunque, che non funziona, perché il Covid ha dimostrato che non ha natura nazionale, voglio dire. Certo. Sono d'accordo, totalmente d'accordo. Okay. Bene. Allora,
Abbiamo Elena D'Orlando che giustamente riprende l'idea di Robert Menas, l'autore del Messaggero per l'Europa, l'Europa come processo democratico fondato sulle regioni. Del resto l'Europa delle regioni e delle comunità locali è una dimensione che ha una lunga tradizione a partire dal Consiglio d'Europa già all'inizio degli anni 50 e poi man mano nell'Unione Europea anche attraverso il Comitato delle Regioni. Monica Bolzan ci scrive: una domanda aperta a tutti i docenti: come si può contemperare il principio di autodeterminazione dei popoli con il principio di una identità comune europea, soprattutto in questo contesto di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria? Io penso proprio che l'emergenza sanitaria e la chiusura in realtà stia dimostrando il fatto che gli interessi da un lato, ma anche le sfide, i rischi sono comuni e che di conseguenza pensare di riuscire a gestirli con modalità puramente nazionali sia assolutamente velleitario. Bene, abbiamo fatto le 19:02, siamo diciamo in chiusura, ma penso che ci sia la possibilità ancora per un'ultima battuta da parte di Jean Bernard, di Marcel e di Maurizio. No, è stata una buona discussione. Bene. Se non ci sono... Sì, anche io vi ringrazio tutti e si vede che l'Europa esiste. Io sono in Francia, in montagna, lei è in montagna, Claudio, è a Udine, quindi l'Europa vive. Ecco la mia conclusione. Bravo. Grazie, Maurizio. Grazie a voi, è stata una bella discussione. Grazie a voi, grazie a coloro che ci hanno seguito, grazie a Silvia, a Laura. Silvia, voi... Grazie a voi. Sì, io spero di avervi i nostri ospiti in presenza, la prima occasione utile non appena supereremo questa fase di emergenza, visto che mi pare che la discussione sia venuta molto bene, speriamo di avervi i nostri ospiti a Udine. Speriamo molto, sì. Anche. Bene, vi strappo la promessa allora di rivederci in presenza, grazie mille. Perfetto, grazie a Laura, perché è Laura che ha pensato a queste robe qui. Grazie Laura, vero, grazie. Io mi aggiungo ai ringraziamenti e davvero la speranza che sia il primo di una serie di incontri, oltre a quelli che stiamo organizzando adesso. I progetti che abbiamo durano ancora un paio d'anni e quindi spero che si riesca a rifare, come diceva Silvia, un incontro anche a Udine, perché ci sono davvero tanti temi che abbiamo toccato ed altri ancora, pensiamo alla Carta dei diritti o tutto il tema della giustizia in Europa, quindi ci sono davvero tanti temi che meritano di essere approfonditi. Io ringrazio ovviamente i relatori con la disponibilità a collegarsi da varie sedi differenti e da questo punto di vista aggiungo 2 ringraziamenti che non ho fatto all'inizio. Ringrazio Cerna Pistan che mi ha aiutato nella preparazione del progetto e anche di questi incontri, e poi Alina Zaria che è insomma la persona che ha costruito questo sistema, è una sperimentazione anche per il nostro Ateneo, l'incontro live, mi sembra che sia andato molto bene, quindi di questo la voglio ringraziare. E allora un caro saluto a tutti, grazie a Claudio per aver gestito benissimo questo incontro.